Oggi 4 aprile 2014 inauguriamo la 12ª delle mostre di Arte 52. Seven, che sono i 7 vizi capitali che inauguriamo con questa mostra dedicata alla fotografia. La mostra tutto sommato spettinata, una mostra un po' fuori dal comune rispetto alla classicità, al rigore, alla raffinatezza della mostra precedente. Questo per scelta, perché stiamo cercando di fare in modo che ognuna di queste mostre abbia un suo carattere, una sua personalità distintiva. Forse l'unico filo conduttore, a parte il luogo, a parte il progetto di Arte 52 che le lega assieme, è questo blu che racchiude un po' tutte le varie idee. Un blu che sta caratterizzando, sta parlando, si sta sposando con tutte queste opere fotografiche, ma in questo caso del carattere concettuale, opere molto semplici che valgono per la loro qualità fotografica e di stampa, dobbiamo senz'altro dirlo, ma anche per quello che vanno a rappresentare in un allestimento appunto, dicevo, spettinato, legato a scritte sui muri, ai vizi, a qualcosa di degradato dove tutto cola, tutto cade, tutto è decadente. Speriamo anche in questo caso di darvi qualcosa di nuovo, qualcosa che deve essere un'esperienza che induce a riflettere, come fondamentalmente vogliamo fare sia con l'arte sia con i temi forti come questo, quello dei 7 vizi capitali. Grazie. Davide Pilia, fotografo, finalmente il quarto artista del progetto Sardegna Contemporanea che debutta. Davide Pilia in assoluto è un debutto totale, perché è la prima mostra artistica che viene realizzata. Ha un allestimento molto particolare, si è voluto molto lavorare su quello che è il contorno delle opere, cercando con delle frasi di personaggi noti in tutto il mondo, nella letteratura, di estrapolarne parti che sono dedicate ai vizi capitali. Le abbiamo riportate qui sui muri, che con questa collatura che richiama un po' la collatura dell'uomo. Il nero rappresenta l'uomo che cola, il liquido rappresenta l'uomo, il nero è la sua negatività, tutte le negatività che ha assorbito, e c'è questa contrapposizione con le colature del bianco e delle diciture, e tutto è coadiuvato da uno step musicale di Bowie e Brian Eno, con delle installazioni video sempre riguardanti i vizi capitali che si ripetono in maniera ossessiva. Vi aspetto, grazie. 12° appuntamento con Arte 52, un appuntamento per dare visibilità e spazio agli artisti sardi che lavorano nel campo delle arti figurative, e Arte 52 è un'iniziativa che ormai è nota in tutta la regione e si tiene qua nel Museo del Territorio del Sacro Rubia, Giovanni Pugetto. Questa è solo una delle tante iniziative che stiamo portando avanti, ne porteremo avanti delle altre, in particolar modo mi preme sottolineare la valorizzazione dei percorsi ciclabili, e a queste iniziative che stiamo facendo vogliamo dedicare anche una forte promozione, non solo sui social network, ma anche sui canali più tradizionali di promozione. Facciamo un investimento di promozione cospicuo perché riteniamo che questa parte della Sardegna meriti molta più attenzione per quello che oggi sta producendo, per quello che oggi vuole rappresentare per questi 20 comuni, ovvero sia essere ente aggregatore di manifestazioni culturali, di dibattito culturale soprattutto. Quindi il mio invito è quello a venire numerosi a trovarci nel Museo del Territorio Sacro Rubia, perché questo è sì il luogo e il corpo, questi muri sono il corpo del consorzio, ma l'anima siete voi che venite a visitarci, voi che venite a trovarci. Vi ringrazio. Salve a tutti, ho il piacere di presentarvi in anteprima queste opere. Vi parlo brevemente
concetto che mi ha portato a realizzare questo lavoro. I miei lavori partono dal presupposto che la soluzione dei nostri problemi è all'interno di noi. Quindi grazie al nostro modo di pensare e di vedere che noi vediamo la realtà, che noi interpretiamo la realtà. Le mie opere stimolano il modo di pensare, le mie opere utilizzano degli oggetti e cambiano la loro destinazione d'uso. Lo scopo di tutto questo è quello di offrire nuovi spunti di vista attraverso dei semplici oggetti che comunque sono reperibili dappertutto. Io ho creato una sorta di rapporto intimo fra l'essere umano e l'oggetto che comunque viene utilizzato. Questa opera è particolare perché comunque è una sorta di minimalismo e still life. Ci sono anche altre foto a corredo, abbiamo la foto dell'uovo, abbiamo la foto della lampadina che è del buio e il gasoil che è David Golia. Ciascuna foto rappresenta nel contesto dei 7 vizi capitali un tormento, qualcosa che comunque ognuno si porta dentro, chi più o chi meno. Io offro anche delle soluzioni e la soluzione è cambiare il punto di vista e osservare ciò che si fa, stare comunque in intimo contatto con se stessi, perché l'unico modo per salvarsi è ascoltarsi. E questo è il mio concetto di arte, che per me è uno stimolo ad osservare la realtà. La realtà si osserva attraverso una visione dell'interno, del proprio spazio interiore. Quando si osserva e si cambia il punto di vista interiore, cambia anche la realtà. In un periodo come questo, dove proprio la crisi sta distruggendo prima di tutto gli animi delle persone, la loro forza di volontà, la loro voglia di andare avanti, perché ci è stato negato anche un futuro, il segreto è guardare se stessi, guardare all'interno e cambiare punto di vista. Questo è ciò che io voglio comunicare. Più di qualsiasi altra parola che viene detta, ci sono le immagini che sanno parlare forse meglio di me. Grazie.